Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce il Signore che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno, nella pace del Signore, benvenuti alla nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma delle Shea Damit,
Chiesa Evangelica e Assemblea di Dio, Arca Missionaria in Italia. E io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore Gesù. Benvenuti a tutti, continuiamo la preghiera. Grazie a Dio per la tua vita, per la tua partecipazione con noi. Grazie al Signore perché tu sei qui con me. Grazie perché mi hai portato al lavoro, che mi hai ricevuto a casa tua stamattina per pregare insieme, per stare insieme, ascoltando la voce dell'Eterno, il Signore. È quella voce che ci calma, che ci colma di bene, che ci riempie di pace, che ci fa traboccare di gioia. È il Signore. Il Signore è buono e è una fortezza nel giorno dell'avversità. E conosci chi lo teme. Se tu temi al Signore, sei conosciuto del Signore. Gloria a Dio. Se tu sei iscritto già su questo canale, io ti ringrazio. Lascia tuo mi piace stamattina. Se tu ancora non sei iscritto, ti invito a iscriversi su questo canale e condividere con tutti questa diretta di oggi. Condividi con i tuoi amici, con la tua famiglia. Se è la prima volta che sei qua, segui il canale, iscriviti perché così potrai ricevere ogni giorno che abbiamo la preghiera, riceverai la notifica per partecipare con noi. Gloria al Signore. Seguiamo il programma di questa mattina. Vorrei mandare un saluto a tutti i nostri fratelli delle basi missionarie di Shea Adamiti, settore 01, settore 02, settore 03. Se tu vuoi conoscere queste basi missionarie, potrai seguire su Instagram e così segui questi 3 profili e ci sono degli aggiornamenti, novità e tante altre cose. Che Dio benedica tutti i nostri missionari. Un abbraccio grande a tutti i nostri missionari, operai. Che Dio benedica i nostri fratelli, membri di Shea Adamiti, nel settore 01 di Firenze, nel settore 02 di Pisa, nel settore 03 di Verona. Che Dio benedica tutti, in nome di Gesù. Ma vorrei stendere il mio abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in Italia, dal nord al sud d'Italia. Che Dio benedica abbondantemente, anche ai miei fratelli che sono in Europa e in altri continenti. Che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Non dimenticare, lascia tuo mi piace e così partecipiamo insieme, ok? Gloria al Signore. Vorrei anche disponibilizzare nostro contatto di WhatsApp, perché tu che vuoi mandare un suggerimento, una richiesta di preghiera, la tua testimonianza, manda su questo numero 351 360 4320. E questo è il nostro numero di WhatsApp e tu potrai contattarci per un suggerimento, una richiesta di preghiera, condividere la tua testimonianza e quindi ci edificherà molto ricevere il tuo messaggio. E se tu vuoi dire da dove sei, che tu ci segui, potresti puoi mandare a noi in questo numero, ok? Che Dio ti benedica in nome di Gesù. Facciamo la nostra preghiera, fratelli. È tempo di pregare, stiamo finendo l'anno, stiamo con tante sfide. Vorrei ringraziare ai nostri fratelli di Shea Adamiti, ai nostri amici, ai mantenitori della missione. Che Dio benedica tutti i nostri carissimi fratelli che mantengono la missione. Quest'anno di 2025 noi abbiamo la campagna missionaria 2025. Se tu ancora non hai partecipato, non hai preso
tuo barattolo missionario. Qui è il nostro barattolo missionario 2025 del nostro proposito. La gioia del Signore è la nostra forza. E qui è la campagna di ristrutturazione del palazzo di Pomarance a Monticerboli. Quindi che Dio benedica tutti i nostri fratelli che stanno cooperando, partecipando di questa campagna missionaria. Che Dio ti benedica e ti abbondi ogni offerta che fate, che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Preghiamo, fratelli, perché il Signore continui operando in mezzo a noi. Padre, in nome di Gesù siamo qua stamattina. Signore, oh Dio amato, caro Signore, siamo qui insieme stamattina per lodare e benedire il tuo nome. Grazie di questa opportunità, grazie del privilegio che ci dai di essere qui. Grazie Signore perché tu sei veramente buono. Tu sei una fortezza nel giorno dell'avversità. Tu conosci chi ti serve, chi ti teme. Ma stamattina veniamo a te con tutto il nostro cuore, Signore. Perché abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua grazia, abbiamo bisogno, Signore, che tu intervenga nella nostra vita, che tu faccia un'opera in noi. Perché tante volte noi ci troviamo agitati come il mare di Genesaret, come quella barca che riceveva la scossa dell'acqua. Oh Signore, che era agitata da quel mare. E è vero che noi molte volte ci troviamo pari al scenario che ci troviamo. Molte volte noi ci troviamo uguali a ciò che stiamo vivendo, quando dovevamo avere un atteggiamento diverso. E mi fa ricordare che, alleluia, dei discepoli che erano sulla barca. Il vento forte che soffiava, il mare agitato, le onde. E loro erano disperati. Loro non sapevano cosa fare. E si sono disturbati perché dicevano: ma tu non ti importi che noi periremo? È come se loro avessero detto: ma tu non fai nulla. Oh sì, perdonaci. Perdonaci perché tu potevi lasciarci al mare, ma tu sei con noi anche nel mare. Oh Signore. Tu subito hai guardato quei discepoli e hai detto: perché avete paura, uomini di poca fede? E immediatamente hai sgridato il vento e il mare e tutto si è calmato, Signore. Tu potevi fare la barca passare quella tempesta, ma tu hai fermato la tempesta. Molte volte, oh Signore, Dio Santo di Israele, molte volte tu non ci fa passare, ma oltrepassare.
soprapassare, no. Tu ci fai passare in mezzo, che a volte ci disturba, ci agita, ma vieni oggi con la tua voce, Signore, per calmarci. Non calma soltanto questo vento e questo mare, ma calma i nostri cuori, la nostra mente. In nome di Gesù, Padre, ti prego. Agisce oggi e ci solleva di questi disturbi, perché veramente siamo uomini piccoli, deboli, fragili, ma abbiamo bisogno di te, Signore. Tante volte nella nostra vita abbiamo bisogno di vedere te, di comprendere. Ah, Signore, quante volte noi vogliamo fare dei urli di aiuto e questo urlo è così trattenuto, non riusciamo a farlo uscire, quell'agitazione dentro noi. Ah, Signore, aiutaci perché periremmo. Oh Dio. Oh Signore. Oh Signore. Aiutaci. Ti prego stamattina di giovedì. Signore, quante volte ci disperiamo, mettiamo la mano sul capo dicendo come farò. Ho perso il controllo. Ah, Signore. Soffia oggi, Signore, in questa barca. Una parola. Quando tu hai detto ai discepoli, perché avete paura uomini di poca fede? Ma Signore, non era ciò che loro volevano sentire. Ti prego. E so che né sempre tu farai ciò che vogliamo e né parlerai ciò che vogliamo sentire, ma so che tu puoi ogni cosa. In nome di Gesù, Signore. È questa mia umile preghiera che faccio stamattina. Soccorrici. Oggi non voglio parlare di nessuno, non voglio dire nome di nessuno, Signore, perché tutti noi siamo in una stessa barca, in uno stesso mare, con uno stesso vento, con una stessa agitazione, ma abbiamo uno stesso Dio, un soccorso pronto. Alzo i miei occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto i cieli e la terra. Vieni in nostro aiuto stamattina. Abbiamo bisogno di te. Continua con noi. Fa calmare questo mare. Fa calmare questo vento. Oh Signore, ti prego. In nome di Gesù. In nome di Gesù.
Guidaci durante questa giornata. Dacci saggezza, fede, la tua grazia, il frutto dello Spirito Santo. Ci rivesti con la tua armatura. In nome di Gesù nostro Salvatore e Signore. In nome di Gesù, Padre. Amen. E amen. Fratelli miei, leggiamo Salmo 22 per finire la nostra preghiera. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Oh Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, e anche di notte non sto in silenzio. Eppure tu sei il Santo, che dimori nelle lodi di Israele. I nostri padri hanno confidato in te e tu li hai liberati. Gridarono a te e furono liberati. Confidarono in te e non furono confusi. Ma io sono un verme e non un uomo. Il vituperio degli uomini è disprezzato dal popolo. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo, dicendo: egli si è affidato all'Eterno. Lo liberi dunque, lo soccorra, poiché lo gradisce. Certo, tu sei colui che mi hai tratto fuori dal grembo materno. Mi hai fatto avere fiducia in te da quando riposavo sulle mamelle di mia madre. Io fui gettato su di te fin dal grembo materno. Tu sei il mio Dio fin dal ventre di mia madre. Non allontanarti da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti. Grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Bashan mi hanno attorniato. Essi aprono la loro gola contro di me, come un leone rapace e ruggente. Sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate. Il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla e la mia lingua è attaccata al mio palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte, poiché cani mi hanno circondato. Uno stuolo di malfattori mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano. Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, o Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada, l'unica mia vita dalla zampa del cane. Salvami dalla gola del leone e dalle corna dei bufali. Tu mi hai risposto. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete l'Eterno, lodatelo, e voi tutti i discendenti di Giacobbe, glorificatelo. E voi tutti, o stirpe di Israele, temetelo, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione dell'afflitto e non gli ha nascosto la sua faccia, ma quando ha gridato a lui l'ha esaudito. Il motivo della mia lode nella grande assemblea sei tu. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. I bisognosi mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano l'Eterno lo loderanno. Il vostro cuore vivrà per sempre. Tutte le estremità della terra si ricorderanno dell'Eterno e si convertiranno a Lui. E tutte le famiglie delle nazioni adoreranno davanti a te, poiché all'Eterno appartiene il regno ed egli signoreggia sulle nazioni. Tutti i ricchi della terra mangeranno e adoreranno. Tutti quelli che scendono nella polvere e che non possono mantenersi in vita si inchineranno davanti a Lui. Una posterità lo servirà,
si parlerà del Signore alla futura generazione. Essi verranno e proclameranno la giustizia a un popolo che deve ancora nascere e che Egli stesso ha fatto. Grida, grida e Lui ci aiuterà. A volte ci sentiamo abbandonati, ma ci abbandoniamo all'Eterno, che possiamo ci abbandonare nelle mani dell'Eterno, perché Lui ha cura di noi e ci soccorrerà. E la parola di questa mattina dice che non resteremo fino alla fine in questo modo, perché il Signore ci soccorrerà. Che Dio ti benedica. Ti auguro una buona giornata in compagnia dell'Eterno, il Signore. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro Eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi e per sempre. Amen e amen. Buona giornata, lasciate il vostro mi piace, che Dio vi benedica. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia, che dolce vita, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume
grazia, eterno amore, eco del fiume, viveremo, grandiosa grazia.